colorita. Allora, eccoci qua rientrati in studio. Allora, come dicevo, adesso parliamo di un film, vi proporremo alcuni brani con immagini dell'epoca relative appunto alla nostra presenza in Libia, Il leone del deserto, un film che potrete seguire al termine di questa nostra puntata di TV7 Match, perché appunto è in programmazione subito dopo. Protagonista Anthony Quinn e racconta appunto la storia della presenza italiana in Libia. Professor Case, una breve introduzione. La presenza è diciamo, gli ultimi atti della guerra in Libia, che nasce nel 1910, si attenua durante il periodo della prima guerra mondiale, perché l'Italia era in tutt'altre faccende faccendata, viene ripresa ma mai risolta, perché c'è un grande difensore della Libia, e alla fine viene mandato un generale molto tosto in Libia, che farà quello che dovrà fare, quindi finalmente riuscirà a catturarlo e lo farà impiccare con un processo abbastanza sommario, perché così voleva allora il capo del governo italiano. Quello che è interessante di questa guerra libica è che abbiamo una situazione che oggi si ripete, tale quale, quindi, e soprattutto abbiamo una situazione che non è stata risolta, cioè l'Africa è zona di furto, di soprusi, e naturalmente nessun governo in Africa è stabile, perché, e torno al discorso del concetto del caos, quando un governo è stabile bisogna pagare. Se il governo non è stabile, allora si fa quello che si vuole. Vogliamo un esempio? La Nigeria, no? E soprattutto quali sono i paesi in Africa che stanno peggio? Sono quelli che hanno risorse e materie prime, perché così naturalmente, essendo un governo instabile, e si destabilizza nel momento in cui io pago i politici, perché i politici naturalmente hanno questo grande difetto, che hanno una sensibilità particolare nei confronti del denaro, per cui gli faccio trovare in qualsiasi banca al mondo i denari, per cui io poi dentro questo territorio faccio quello che voglio. La guerra non avviene normalmente, non è spontanea, viene provocata da interessi francesi nei confronti di interessi italiani, o interessi inglesi nei confronti di interessi francesi e di seguito, per cui c'è questo continuo conflitto che nasce e viene sviluppato giocando sulle etnie. Siccome questa etnia è contraria a quell'altra, allora io armo e creo. E qui vediamo come viene utilizzata la religione a scopo bellico, a scopo destabilizzante di quel paese, allo scopo di poterlo rapinare senza colpo ferire. Certo, allora ci vediamo qualche minuto di questo film e ricordiamo, poi andrà in onda alla fine di questa puntata di TV7 Match. Prego la regia. Sin dagli inizi del XX secolo, quasi tutte le nazioni del mondo sono state coinvolte in molteplici conflitti. Oppressori e oppressi, vittime e carnefici. Il popolo della guerra. Una tragica fase della nostra civilizzazione. Un'epoca in cui le nazioni più potenti del mondo cercavano di aumentare influenza, potere e ricchezza, inseguendo il sogno della restaurazione della Roma antica. Nel 1911 l'Italia cominciò la sua espansione verso nuovi territori. L'obiettivo era la Libia, situata sulla riva opposta del Mar Mediterraneo. Lo sbarco avvenne a Tripoli, Bengasi, Zara, Sirte, Derna e Tobruk. La popolazione locale, combattendo su più fronti, oppose una strenua resistenza agli invasori. Questo portò la guerra a una situazione di stato. Nel 1922 vi furono drammatici cambiamenti in Italia. Con l'inizio della dittatura di Benito Mussolini. Il
conflitto in Libia crebbe in proporzione con la crescita del mito fascista e della sua ferma volontà di piegare la resistenza delle popolazioni locali. Conquisteremo nuovi territori e poi innalzeremo con orgoglio le bandiere del fascismo fino a toccare le stelle! Puntat! Fuoco! Altre e altre ancora. Io non capisco. Se abbiamo sconfitto i beduini, che senso ha tutto ciò? Avanti, vicino al muro! Facci al muro! Dai! Svegliati! Facci al muro! Portati! Forza! Va bene. Fuoco! Signori, eccoci a Kufra. Attenti! Zintanat! Hold!
E allora eccoci. Questa visione dall'alto, l'ultima, queste sono immagini che abbiamo tolto dal film perché sono immagini originali. E quindi quello era un campo di concentramento della popolazione libica che veniva tenuto là, e naturalmente una buona parte di questa popolazione è morta di fame, di sete. Diciamo che nella guerra libica la popolazione della Libia, che era circa 1.600.000, fu dimezzata, e perché si tendeva a sostituire la popolazione con coloni italiani. Ma questo io non vorrei criminalizzare in maniera particolare l'Italia. Era un fenomeno normale a quell'epoca e non scandalizzava. Vi faccio un esempio sempre per dire le cose che succedono e che nella storia è vietato citare. Leopoldo, no? Da cui la capitale, Leopoldville, era il re del Belgio. Il re del Belgio arrivò a tagliare la mano a tutti i maschi adulti perché non potessero impugnare il macete. Tutti indifferentemente, quando si trovava una persona di sesso maschile di età maggiore, si tagliava la mano destra e così questo diventava inoffensivo. Questa era la conquista, ci sono delle cose. Ci fu anche un tentativo di santificarlo poi, ma queste sono parte delle cose incomprensibili terrene che appartengono alle religioni, come fu beatificato il cardinale Stepinac. Allora, l'Africa era questa nell'immaginario europeo. Il Sudafrica era ancora peggio, quando gli inglesi poi, e si opponevano gli italiani perché noi volevamo conquistare la Libia, Somalia, l'Etiopia, sì, l'Eritrea, eccetera, no? E quindi l'azione del Regno Unito diceva no, l'Italia non può andare, ma non è che loro fossero andati a fare una passeggiata, ne avevano fatte di peggio, solo che sono bravi a cancellare tutto. E quindi non rimane memoria di quello che è stato fatto, ma quello che viene fatto tuttora in Africa è altrettanto, perché la maggior parte dei drammi che ci sono nascono da questo tipo di politica che l'Europa fa ed esporta per potersi agevolare delle risorse economiche dell'Africa. Certo. Allora, io vorrei la regia, a proposito di risorse economiche, Nicola Ramundo, abbiamo preparato una cartina che mostra un pochino quelle che sono, qual è la situazione, diciamo, per quanto riguarda il gas, il petrolio, le raffinerie presenti in Libia. Ecco qua che vediamo la zona di Tripoli, qui forse non si legge guarda, a destra la più importante è Tobruk. Certo. Perché lì ci sono i maggiori giacimenti di petrolio e da lì escono fuori milioni e milioni di barili. Per cui quello che stanno cercando i guerriglieri dell'ISIS di prendere è proprio la zona che sta tra Tobruk e Bengasi. Scendono giù, vanno fino a Sirte, che è l'altra parte più occidentale, per arrivare poi a nord, probabilmente fino alla capitale, probabilmente. Tengo a precisare, ma non perché io abbia fatto delle escursioni, ma per motivi anche di natura professionale, conosco quelle zone, nel senso che lì per esempio ci sono un sacco di italiani che erano andati in tempi insomma un po' più tranquilli per iniziare a fare impresa, per iniziare a fare qualcosa, dando naturalmente un contributo anche alle popolazioni, perché certamente venivano impiegati operai, dipendenti insomma delle zone di riferimento. Ecco, e quella zona lì che va fino a Sassir sostanzialmente è ricca di giacimenti anche di oro e di uranio. Quindi quel triangolo verde che voi avete segnalato, sì, allora in verde acido, diciamo, sì, un verde insomma, diciamo sì, pozzi di petrolio, un verde speranza, petrolio e ci sono un sacco di riserve, e dicono moltissimi dei geologi intervistati ultimamente che non sappiamo neanche quanto effettivamente ancora rimane da scavare nel deserto, perché pare che la vera ricchezza non è stata ancora trovata dal punto di vista proprio delle risorse, perché è ancora dentro il deserto. Per cui, ecco, io dico questo, prendere la Libia significa conquistarsi un bel
pezzo di potere per secoli futuri, perché onestamente pare che questa produzione soltanto del gas e del petrolio ha riserve pari a, se non sbaglio, a 48 mila miliardi di barili. Ora voi pensate, i numeri che vedete sono infatti la capacità di raffinazione al giorno, quindi 120.000 a Tripoli, 220.000 a Ras, non riesco a leggere bene, a Tobruk 20.000, questa è la capacità. Marsalbrega anche quella. Torno a dire, questa di Tobruk fino a scendere giù è la zona più ricca, ed ecco perché lì sembra che si siano insediati soprattutto i comandanti di queste guerriglie, perché se loro riescono a stare, a stanziarsi in quella zona, sarà ben difficile, se non interviene naturalmente una forza multinazionale di invasione, a toglierli di là, e sicuramente il controllo di quelle zone sarà fortemente importante per poi vedere scenari futuri. La mia preoccupazione è soprattutto sul piano economico internazionale, cioè cosa potrà accadere al di là adesso dei maledetti tagliateste, di sti guerriglieri, cioè, lasciamo per un momento da parte questi. Cosa succederà di quelle risorse? Chi effettivamente avrà l'appannaggio su queste? Chi comanderà effettivamente questi territori? Su questo l'ONU dovrebbe intervenire, perché non è che uno si alza la mattina e dice cosa facciamo e cosa vediamo. Noi abbiamo degli interessi, parlo dal punto di vista strettamente economico, importanti in quella fascia costiera, che poi guarda caso è a 300 miglia dalla nostra Italia, dalla Sicilia. Certo. Allora, lasciar perdere le cose così, io non vedo dal punto di vista politico, da parte di nessun governante, un'azione di, tra virgolette, rispetto a quelle zone. Nel senso di dire, ma scusate, prima di fare guerre, prima di andare a stravolgere, vediamo cosa si può ancora riuscire a, come dire, prendere da queste popolazioni, nel senso che lì ci sono 15-16 tribù, 20 tribù, naturalmente tribù che poi diventano altre tribù e arriviamo a migliaia di tribù, però se non si riesce a prendere le fila di queste tribù, unirle insieme, quello che era riuscito dopo tanti anni con sforzo il diciamo, dittatore Gheddafi, che tutti prima hanno odiato e dopo hanno osannato, dopo averlo, tranne qualcuno in Italia che insomma si è guardato bene dal volerlo come dire, mettere in croce, purtroppo però la realtà è questa, tenere unita questa popolazione è difficile. Se ci riesce l'ISIS è perché la miseria e la fame in cui stanno portando queste popolazioni li spinge sul credo religioso, e quindi fa capire che soltanto la religione può conquistare la loro tranquillità anche dal punto di vista economico, e che l'unico nemico da battere siamo noi, Italia, Occidente e quant'altro. Certo. E questo mi fa un po' tremare per gli scenari futuri, cioè nel senso, chi comanderà queste zone, al di là di queste possono arrivare a Tunisi, possono arrivare in Algeri, non sappiamo, perché il Corno d'Africa, la parte nord, è veramente una polveriera da quel punto di vista. E allora la mia preoccupazione è chi si impossessa di questi territori, sia esso l'ISIS, sia essa una multinazionale, sia questo club o una cupola di grandi mecenati, sicuramente farà gli interessi del mondo solo se riuscirà poi naturalmente a contrastare qualsiasi tipo di azione. Ed ecco perché dico, se l'ONU non sta intervenendo, io vedo un disegno che non è una fantascienza, c'è qualcosa di torbido sul quale qualcuno dovrebbe indagare. Sentiamo come la pensano ancora i telespettatori, ancora qualche telefonata, sono tanti in lista d'attesa, diamo voce anche a loro. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Sì, pronto? Sì, buonasera, come si chiama, da dove chiama? Chiamo da Rovigo. Buonasera, il suo nome? Massimo. Buonasera signor Massimo, prego. Niente, allora noi siamo in un paese in cui c'è un monocolore di sinistra. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'anno scorso sono entrati 170.000 persone e 100.000 sono sfuggite ai centri di accoglienza, per cui sono finite in territorio italiano. Vorrei sapere chi mi garantisse che erano tutti, cioè non ci fosse nessun pericoloso, diciamo, nessuno malintenzionato. Ecco, perché non voglio usare termini. Comunque vorrei che qualcuno mi garantisse questa cosa. Seconda cosa, l'anno scorso questa operazione ci è costata quasi 1 miliardo di euro. Ecco
perché poi tagliano i servizi, tagliano i posti letto, tagliano i costi per la sicurezza e tagliano tutto quello che devono tagliare. L'altro giorno a Catania, quando è successa quella tragedia, non vorrei sbagliarmi, ma l'elicottero che doveva essere a Catania, mi pare che fosse a Lampedusa. Mi pare di aver capito una roba del genere, c'era un dibattito in Parlamento l'altro giorno. Quindi noi spendiamo i soldi e poi l'episodio dell'altro giorno con la Guardia Costiera, no? Sì. Noi abbiamo questo sistema, loro, gli scappisti dell'ISIS, chiamano Roma, Ministero dell'Interno, e dicono con il satellitare impostato con il numero: abbiamo 12 barconi, venite, e chiamano il Ministero dell'Interno. A quel punto il Ministero dell'Interno ha mandato un mercantile, 2 aerei, 3 battelli della Guardia Costiera e poi un'altra imbarcazione che c'era di passaggio in zona. Quindi noi spendiamo soldi in continuazione, senza che la gente, perché i giornali del mattino sono tutti di sinistra, quindi non informano questi episodi, e noi andiamo avanti così ormai da 4 anni. Da 4 anni ci raccontano che interviene l'Europa, che c'è Dublino. Non c'è né Dublino, non c'è niente, ce li dobbiamo tenere tutti noi, bene? E quest'anno nei primi 40 giorni sono aumentati gli sbarchi del 60%. Purtroppo, se l'informazione è tutta in mano alla sinistra, questi dati non vengono raccontati alla mattina, perché la mattina parlano della Grecia, non parlano e poi sulla sicurezza, voglio dire un'ultima cosa sulla sicurezza, me la fate dire questa. Qua c'è una regola a sinistra che dice: se ci sono solo 100 posti in carcere e i delitti sono 2000, allora 100 li mettiamo dentro, gli altri 1900 gli diamo l'amnistia, l'indulto, la prescrizione o tutto quello che volete voi. Ma sto qua è il paese dei balocchi, e l'ho già detto un'altra volta che è il paese dei balocchi, ma di più. Quello che è successo ieri a Roma con gli olandesi, ma se noi andiamo ad Amsterdam e buttiamo una carta per terra, una bottiglia per terra, ci prendono, ci buttano in galera e ci fanno stare in galera 10 anni, va bene? Chiarissimo. Noi gli abbiamo consentito, gli abbiamo pagato il charter, e tornare indietro. Chiarissimo. Ma noi siamo pazzi. Ma Grazie. che paese è questo? Quindi faccio un ultimo appello al signore che ha preso i voti del PDL, Berlusconi: butti giù il governo entro 5-6 giorni, perché lui ha preso voti anche da gente di destra e lui non può, che ha lottato contro l'immigrazione, che ha fatto i respingimenti, non può tenere su un governo del genere, perché se vanno avanti altri 3 anni ci vanno a entrare in Italia altri 50 milioni di persone. Va bene? Grazie signor Massimo, è stato chiarissimo. La interrompo perché ho altri telespettatori in linea, per cui ho bisogno di spazio per far parlare un po' tutti quanti. Allora sentiamo chi altro c'è in attesa. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Buonasera. Pronto? Sì, pronto, buonasera signora. Buonasera, sono Michela da Annone Veneto. Buonasera signora Michela. La realista. Mi chiedo e mi domando se fa più paura l'ISIS, che a me non fa nessuna paura, o la strumentalizzazione che ne fa ormai la politica non solo di sinistra ma anche di centrodestra, e anche certo giornalismo, la strumentalizzazione. Perché vedete signori, quando una RAI mi manda a Torino dei giovanotti magrebini e africani che davanti ai microfoni di RAI, non mi ricordo se era RAI 1 o RAI 2 o RAI 3, comunque era la RAI, mi dicono che l'uomo non è nato per lavorare, l'uomo è nato per andare in moschea 5 volte al giorno e ringraziare Allah. Avete capito cosa ci avete portato in casa nostra? Dei giovanotti grandi, grossi, adulti e vaccinati, come tutti quelli che arrivano. Mi fa specie sentire. Editore Casen, buonasera intanto. Buonasera. Ci può fare una sua diesamina eventualmente nelle prossime trasmissioni di una cosa che a me sta molto a cuore? Ad esempio, noi abbiamo un mucchio di marocchini in Veneto. Chi li ha portati i marocchini in Veneto, visto che i marocchini, se non sbaglio, sono un tiro di schioppo da Spagna?
Portogallo. Se arrivassero in gommone qui a Venezia ne avrebbero da circumnavigare un pezzo di Francia, tutta l'Italia, la Grecia, Cipro, Malta. Chi ce li ha portati? Chi ce li ha portati tutti questi marocchini? Perché vede, quando io sento che tutti adesso per le elezioni regionali sono montati sulla biga dell'autonomia fiscale e poi sappiamo che chiuse le elezioni ci diranno che non se ne fa più niente. Mi chiedo e mi domando, Luca Zaia, quando lo porterete a spiegarci tutte queste cose in diretta, Luca Zaia? Sono stanca di sentire che dai i numeri su quanti extracomunitari abbiamo in Veneto. Dacci i numeri dei nostri disoccupati, di cosa fate realmente. A proposito, l'altro giorno... dà anche quelli, dà anche il numero dei disoccupati. Dà i numeri dei marocchini col doppio passaporto. Mi fa specie vedere, ad esempio, che l'altro giorno nei telegiornali regionali ha mandato in onda l'inceneritore di Padova che mandava un fumo denso, acre, e hanno detto non proprio delicato di odore. Mi chiedo e mi domando cosa brucia l'inceneritore di Padova, perché termino come sempre e spero che qualcuno mi dia una risposta. In Veneto siamo già troppi noi indigeni veneti, a casa nostra il Veneto, siamo già troppi noi. Grazie. Grazie alla signora Michela. Allora, c'è stato un telespettatore che ha fatto riferimento ai costi degli immigrati. Allora, tra l'altro, da questo punto di vista forse devo anche smentirlo, perché ci sono state parecchie inchieste pubblicate anche su dei settimanali a diffusione nazionale che hanno riportato i dati di questi ultimi anni. Allora, noi abbiamo preparato alcune schede per capire quanti ne sono arrivati, quanto ci sono costati, dove sono andati e via discorrendo. Allora, se la regia può partire, eccolo qua. Questi sono i numeri del 2014. 170.816 gli immigrati entrati in Italia, 7.285 in Spagna, 38.451 dei Balcani, 50.561 in Grecia. E poi se andiamo avanti con le slide ancora, dopo magari facciamo un breve commento anche qua in studio, presenti nelle strutture. Allora, come vediamo che il numero maggiore di ospiti nelle strutture predisposte, abbiamo 14.000 e passa in Sicilia, poi viene il Lazio, la Puglia, noi siamo in coda, 2.112 in Veneto, in strutture diciamo protette. Andiamo alla pagina successiva ancora. Eccolo qua, questo abbiamo intitolato La grande fuga. I 170.816 sono entrati in Italia, 104.000 sono sfuggiti ai controlli o comunque dopo arrivati hanno tagliato l'angolo e sembra che abbiano poi raggiunto comunque quelle che erano le mete più gettonate, diciamo così, Germania, Svezia e Francia, perché probabilmente era dove avevano comunque dei contatti. E qui ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima di Dublino e del fatto dell'identificazione in Italia, che dopo uno è costretto a rimanere nel posto dove è stato identificato. Andiamo avanti ancora perché abbiamo anche quelli che sono i costi. Allora, questi sono stati i costi sostenuti per vitto e alloggio nel 2013, 249 milioni di euro, nel 2014 483 milioni di euro. Il costo dell'operazione Mare Nostrum, questa sera dovevamo avere in collegamento il senatore Mario Mauro, ma il telefono ancora spento, purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con lui, ma gli avremmo chiesto chiaramente anche relativamente all'operazione Mare Nostrum. 117 milioni di euro, i CIE sono costati 36 milioni di euro, i CIE, i centri di identificazione ed espulsione, dopo sono diventati CARA, credo, ormai non esistono più praticamente. E i minori non accompagnati sono stati spesi 108 milioni di euro, ma vediamo il bilancio totale perché questo è forse quello più interessante. Dal 2011 al 2014 per i profughi, gli immigrati, le strutture, Mare Nostrum, abbiamo speso 2 miliardi 287 milioni di euro. Ma siamo quasi a quota 3 miliardi. Secondo alcune fonti siamo arrivati a 3 miliardi. Certo, allora, se noi pensiamo che i sindaci dicono che non hanno soldi, che le regioni sono state dimezzate dal punto di vista dei trasferimenti dello Stato,
che i cittadini non riescono più ad avere la pensione, o se l'hanno ce l'hanno Sono quasi stati dimezzata. tagliati i fondi per la Esatto. sicurezza. Fondi per la difesa. sicurezza, non abbiamo più le forze dell'ordine, le forze dell'ordine per strada, nel senso che sono state tagliate anche quelle, e anche qui sembra strano. Non c'è più il turnover? In Germania per la sicurezza il bilancio è aumentato del 3%. Anche in Francia? Anche in Francia. Ecco, e questo dà conto di una cosa, che tutta questa massa di denari dovrà uscire soltanto dalle tasche di noi contribuenti, perché certamente non è che l'Europa o la Merkel verrà a dire no, vi diamo una mano, li paghiamo noi. Quindi alla fine abbiamo soltanto oneri noi, onori mai. Allora ci sarà pure il momento in cui qualcuno a livello dell'esecutivo, del governo, qualche ben pensante politico vada a dire noi non possiamo più sostenere questo, perché nello stesso tempo stanno chiedendo a noi cittadini, contribuenti italiani, grandi sacrifici. Cioè noi non ce la facciamo più. Facciamo fatica ad andare in Europa. Sì, però voglio dire, allora... Se ci delegittimiamo come abbiamo fatto quest'estate. Sì, però voglio dire, di fronte a questi scenari, a questi costi, ci vorrà pure che qualcuno vada a dire, beh, noi abbiamo già speso 3 miliardi di euro, volete in qualche modo agevolarci, magari riducendoci sul debito pubblico, dandoci la possibilità per esempio di sforare un po' per dare una mano ai giovani, per l'occupazione, per dare investimenti alle aziende, per dare liquidità alle banche che in questo momento non stanno finanziando niente, non ci sono soldi, ci sono imprenditori ormai che quotidianamente si stanno suicidando, la cronaca è piena, ma non soltanto in Veneto, di questo non se ne parla. L'unico spauracchio ce ne è parlato per un periodo, qui ritorniamo al problema dell'informazione che molto spesso accantona. In questo momento l'unico problema è le riforme, sicuramente saranno importanti, abbiamo grossi problemi, gli sbarchi, l'ISIS, l'economia che sta andando a rotoli, i giovani che non trovano lavoro, cioè io penso che in politica dovremmo avere delle priorità. In questo momento l'unica priorità secondo me sono per ognuno trovare la carega. Certo. Io volevo rispondere alla signora di Anone Veneto. Sì, la signora Michela. Michela diceva la Spagna. Allora, in Spagna quest'estate sono sbarcati dei marocchini e sono stati presi a colpi di fucile, a colpi di mitragliatrici, sono stati ammazzati tutti. Infatti ne sono sbarcati 7.000 a fronte di 180.000. Abbiamo visto i numeri, no? Sì, allora, no, ma quelli sono entrati legittimamente, perché in Spagna non può esserci una persona che non abbia un certificato di identità e che possa così vivere allo sbando come succede in Italia. Allora certe cose le vogliamo, ce le teniamo e bello, è finito. Non vedo la necessità di chiedere all'Europa aiuto, perché scusate, se io lascio la porta spalancata, entra un ladro e mi porta via tutto, poi non posso prendermi con la polizia perché non è stata lì davanti alla porta a guardare quello che succede, perché l'abbiamo provocato noi. Nel governo Berlusconi queste invasioni barbariche non c'erano, ma perché? Perché c'era un patto con Gheddafi e Gheddafi frenava questa situazione prima. Peraltro facciamo un calcolo molto semplice, perché se corriamo dietro a questa logica... Un patto oneroso, ci è sì, costato parecchio, perché gli abbiamo dato fior di motovedette. Sì, non c'è dubbio. Diciamo perché i costi non è che non ci siano stati. Come venivano trattati i migranti allora, in Libia? questi numeri che vediamo adesso, 2 miliardi e rotti, sono una minima parte, perché gli effetti collaterali non vengono calcolati, cioè il commercio di droga, la prostituzione, il commercio dei giovani, il commercio degli organi che c'è. Hanno arrestato a Catania un paio di anni fa un medico perché stava portandosi a casa, non si sa dove, 17 bambini sbarcati che così come arrivano non vengono neanche identificati, non si sa dove vanno a finire. No, io vorrei che noi non abbiamo questa possibilità perché non abbiamo il canone, ma vorrei che i giornalisti della RAI alzassero di dietro dal comodo e andassero veramente, visto che sono strapagati, andassero veramente a fare delle inchieste su quello che succede degli immigrati
e un certo tipo di immigrati, no? E soprattutto che smettano di dare queste notizie dove la cosa fondamentale è una barca di 400 poveri disgraziati, perché stiamo giocando sulla pelle dei disgraziati e ne facciamo un business, no? Allora io dico, quei 2 miliardi se io li mando in Africa, costruisco delle aziende e questi rimangono a casa loro. Voi non potete immaginare quanto bene si sta in Africa. È una cosa fantastica. Ma è chiaro che bisogna avere un po' di soldi, per cui se non posso mangiare, vengo a mangiare dove c'è qualcosa da fare. No? Ma l'Africa è straricca. Allora quegli investimenti e gli aiuti in Africa, basta aiuti all'Africa. Gli aiuti all'Africa devono essere solo gli aiuti di emergenza, perché gli aiuti all'Africa ha decapitato l'economia e la struttura africana. Il sistema economico africano è stato decapitato dagli aiuti a IOSA, perché poi gli aiuti non sono aiuti. Gli stati si indebitano con i produttori di alimenti, tutto quello che è, viene portato lì una quantità e non si crea il mercato, si regala la roba e quindi l'africano non è stimolato a crearsi un suo mercato, a commerciare, ed è vietato il commercio, perché tutto quello che esce dall'Africa non passa attraverso gli africani, passa per le multinazionali. Allora cosa pretendiamo? Noi siamo le vittime di un sistema che gioca sulla pelle di questi e gioca sulla pelle nostra. E alla fine tutto il giro va a finire dove? Nelle multinazionali con quantità di denaro enorme che possono gestire il territorio. Voi pensate che l'ISIS da sola si agevoli del petrolio e metta via dei dollari o degli euro? Io penso che nessuna banca gli tiene i soldi. Allora chi è che sostiene questa ISIS quando si agevola di questo petrolio? Quando compra e vende petrolio, perché lo fanno? No. Cos'è, l'Arabia Saudita? E qualche multinazionale? Perché se no fanno tutto per niente. Non è che possono tirar fuori petrolio e poi cosa se ne fanno? O c'è un meccanismo per cui questo funziona e produce denaro, oppure l'ISIS è nata ed è morta. Quindi questo è il problema fondamentale, capire che questi meccanismi, al di là dell'effetto terribile che sono questi 12 persone che sono state, 20 persone, 21 che sono state sgozzate, che è una cosa orribile, ma è di effetto multimediale, ma dopo, alla fine, chi è che ci marcia dietro? Non sono quelli vestiti di nero, i vestiti di nero sono dei cretini. Certo, abbiamo ancora qualche minuto. Io volevo introdurre l'ultimo argomento, purtroppo lo teniamo in coda e abbiamo pochi minuti per discuterne, però lo dice la nostra Costituzione, la nostra Repubblica ripudia la guerra. Eppure abbiamo avuto modo di esportare armi nel 2012 per 2 miliardi 979 milioni e avanti. Siamo il primo paese per esportazione di armi leggere, siamo al primo posto per le esportazioni di armi leggere, e anche nel 2013, pur essendoci stato un calo per quanto riguarda le esportazioni di armi, non solo armi leggere, che sia ben chiaro, abbiamo esportato armi per 2 miliardi 751 milioni rotti. Questo lo dice il rapporto che il governo, una relazione che il governo deve produrre ogni anno sulle esportazioni di sistemi militari, e questo viene inviato alle Camere, però il più delle volte non viene neanche consultato. C'è da dire che sono 1000 passapagine di rapporto. Quello che è curioso è che anche queste armi che vengono esportate molto spesso non si sa chiaramente dove vadano a finire, cioè chi vende cosa a chi, e questo qui se poi le rivende ancora. Inizierei da Claudio Gori per una purtroppo breve considerazione su questo aspetto. Sarò brevissimo. Tutti ripudiano la guerra, ma tutti vendono armi, perché è l'unico business che sembra non avere crisi. Vendono armi per poi reinvestire il denaro ricevuto nell'acquisto, almeno nel caso italiano, dei 90 F-35 al costo ipotetico di 14.000 miliardi
perché comunque non è stata fatta ancora una stima di quanto costerà mantenerli. Tra l'altro, dagli ultimi dati che ho, dell'ultimo quinquennio, chi sono i destinatari principali dell'acquisto di armi? Questo è interessante, sì. Ecco, per circa il 50-53% l'Africa, quindi Nigeria, Algeria e così via. Per circa il 34% paesi asiatici e soltanto circa un 10% per le Americhe. Quindi i paesi più interessati sembrano essere indirettamente Pakistan, India, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Quindi c'è un giro di c'è una vendita di armamenti anche parallela, ovvero ci sono degli stati che acquistano armi per poi smistarle ad altri paesi che tecnicamente non si dovrebbe sapere che acquistano armi. Non solo, ma per quanto riguarda la Libia ci sono forti interessi. Sì, qui si va oltre le multinazionali. Di facciata, esattamente, c'è l'embargo su alcuni paesi. Voi vedete... e questa è la funzione delle triangolazioni. Di fronte a questi interessi non c'è né guerra fredda, né Stati Uniti contro la Russia, né Russia contro gli Stati Uniti. Cioè si sono spartiti un attimino tutti... Il globo è spartito in tante fettine, ma effettivamente nessuno sa chi è il vero destinatario interessato nel ricevere armi, perché sembra che chi le acquista non le mantenga tutte nel proprio paese. Per quanto riguarda poi i maggiori, concludo, nei primi 5 posti della classifica, un pochino aggiornata, ma quella è solo sulle armi leggere, nella totalità della vendita delle armi sono Stati Uniti, Russia, Germania, Cina e Francia, quindi i paesi più forti. Posso dire un'ultima cosa a parte, così so che per quanto riguarda Fratelli d'Italia, se sono di Fratelli d'Italia devo dire qualcosa. Allora, nel caso di Padova, come ha accennato lei all'inizio, siccome noi ci teniamo molto al controllo possibilmente di questi sbarchi per evitare, perché io personalmente sono convinto che di terroristi ne abbiamo già in casa, perché se arrivano 170.000 soggetti ipoteticamente identificati, io sono sicuro che qualche terrorista c'è già, perché se c'è in Francia, c'è a Copenaghen, ci sono... E sono persone residenti. Allora noi domani alle ore 19 a Padova, di fronte alla prefettura, faremo una fiaccolata contro questa immigrazione irregolare e incontrollata, proprio perché, come ho detto prima, proponiamo un controllo multinazionale, chiamalo così, nelle coste libiche, proprio per fare questo effetto distribuendo poi però in tutti e 28 i paesi dell'Europa coloro che hanno veramente il diritto di restare comunque, che hanno diritto. Nicola Ramundo, come chiudiamo? Direi che insomma, alla luce anche di questi numeri sulle armi. Questi sicuramente vanno un attimino pensati o ripensati. Certo è che non c'è stato mai secolo degli ultimi in cui gli armamenti non siano andati avanti, e soprattutto i venditori di morte, come si chiamano i mercanti d'armi, continuano a fare ottimi affari, per cui se l'ISIS continua a fare la sua strategia, qualcuno ci sta guadagnando un pozzo di soldi. Chi siano, evidentemente è difficile veramente poterlo capire, tant'è vero che proprio perché le Nazioni Unite ed alcuni paesi europei hanno messo degli embarghi, cioè non si possono vendere delle armi in determinati paesi, non si capisce bene quindi che fluttuazione possono avere queste armi e alla fine chi paga. La mia idea è sempre stata questa, che al di là di chi prenderà poi le armi, c'è qualcuno che le finanzia. Allora, se effettivamente vogliamo combattere il fenomeno terroristico, le armi, come fa il magistrato quando vuole stroncare, diciamo, qualche crimine in particolare, quello economico-finanziario, si va alla fonte. Dove stanno i soldi, lì c'è la macchia che ci fa vedere, c'è il passaggio. Se non si fa questo, c'è una complicità mondiale, internazionale, e ripeto, in questo momento io vedo l'assente maggiore nell'ONU. Abbiamo dei diritti fondamentali che l'ONU sta calpestando. Questo perché gli interessi del Giappone, della Russia, dell'America, della Francia e della Germania, che guarda caso fanno parte sempre del Consiglio di sicurezza, cioè non siamo mai riusciti, anche nei migliori anni in cui governavano i Craxi, gli Andreotti, i De Miei, non siamo mai riusciti ad avere la possibilità di diventare noi
all'interno delle Nazioni Unite, no? Un membro di sicurezza. Quindi questo già la dice lunga. Ecco, su questo per esempio, chiudo, su questo per esempio nessun politico ha mai fatto una guerra santa, diciamo, dal punto di vista ideologico ma anche politico, a dire ma scusate, noi siamo gli unici al mondo che dobbiamo tenerci un sacco di persone, dobbiamo sfamarle, dobbiamo fare, almeno dateci la possibilità di poter dire la nostra nelle sedi votate per questo e soprattutto iniziare a fare delle norme diverse. Io non ho mai visto, da quando sono nato, qualcuno che abbia fatto questo. Certo. Fabio Ballestriero. Sì. Ma credo che in merito a quest'ultimo argomento delle armi non ci sono, credo, ricette vincenti. Credo che sia un fenomeno che si possa arginare. Forse uno dei metodi migliori è stato citato poco fa, e cioè andare alla fonte toccando i gangli economici. Mi viene in mente al riguardo che quando l'America ha voluto stroncare sul piano militare Al-Qaeda, ma sul piano economico soprattutto, l'ha colpita là, certo. Ha colpito i gangli economici cercando di impedire a chi era finanziatore, fiancheggiatore di un'organizzazione così potente. Bin Laden, ricordo che era uno sceicco che aveva disponibilità economiche e investimenti e proprietà in tutto il mondo. L'America ha agito e ha saputo agire. Ora è chiaro che a questo punto quando non si agisce vuol dire che manca la volontà, cioè manca non è la capacità, manca la volontà. E a me pare, per chiudere, che sugli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera sia proprio questa la grande assente. Cioè qui abbiamo parlato di interessi economici, di interessi di varia natura, di tutto quello che vogliamo, ma quello che manca è la volontà effettivamente di superare, diciamo così, determinati schemi, di andare oltre. Voglio chiudere proprio dicendo e ritornando su quando noi siamo stati capaci di superare queste logiche vecchie e abbiamo fatto squadra, noi abbiamo costruito uno splendido progetto che è l'Europa, che è sicuramente perfettibile, che è sicuramente un percorso migliorabile, ma che secondo il mio modesto punto di vista è un esempio che può esserci utile, diciamo così, dal punto di vista storico. Certo. Marianita D'Ambrosio, manca la volontà? Sì, senz'altro manca la volontà. Prima mi pare dicevano una somma di miliardi per gli F-35, ben superiore a quei 3 miliardi per l'immigrazione, no? Assolutamente. Però nessuno si indigna, come ci si indigna o fa la fiaccolata contro le F-35, ma contro gli immigrati, che tra parentesi sono anche una risorsa, nel senso che sono forza lavoro che nel nostro paese ha dato parecchio. E poi, sempre sul discorso delle Nazioni Unite, le 5 potenze che con il loro diritto di veto bloccano tutto e dirigono tutto, certo. Sono quelli che sono i maggiori produttori di armi, e quindi il discorso della pace, finché non si incide su queste realtà, credo che sia difficile da andare avanti, però è su questo che bisogna insistere. Sì, stare e combattere. Professor Casen. Ma l'ONU è un carrozzone che non serve a nulla, è solo un alibi per poter dire andiamo all'ONU a raccontarci che cosa, tanto l'attacco in Libia è avvenuto prima che l'ONU decidesse un qualche cosa, un permesso, e quando ha fatto l'attacco allora l'ONU l'ha santificato, quindi abbiamo visto cosa vuol dire. Se voi andate in Africa trovate dei ettari, centinaia di ettari pieni di macchine, auto, camion dell'ONU, no? Parcheggiate lì, aeroporto di Kampala, quando atterrate vedete saranno 3.000 automezzi dell'ONU, sono lì da, non lo so, forse 5 o 6 anni, che non servono a niente. È un carrozzone che nessuno controlla, che tutti hanno le mani dentro. È un po' come l'Europa. L'Europa si gestisce per conto suo, ma l'Europa non gestisce l'Europa. L'Europa non ha la sensibilità di capire che cosa effettivamente gli europei hanno bisogno, perché sennò si muoverebbe in maniera diversa. Ci troviamo di fronte al dramma oggi della Grecia, che avrà tutte le sue colpe, e la Germania. Io non credo che se in una famiglia il figlio debole
ha bisogno di aiuto, lo si dice allora tu prima ti metti a posto, diventi un atleta e poi ti darò le stampelle. No, allora si va là e si dice bisogna fare così, 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 si danno i tempi necessari e si stabilizza un rapporto. Abbiamo creato un'Europa, prima di creare gli europei abbiamo creato l'Europa, naturalmente è un'Europa del tutto fantastica ed è legata a una unificazione della Germania che vediamo finisce con il conflitto dell'Ucraina e sconfina con il Mar Baltico e con tutti i vari conflitti che sono successi, compreso quello della Jugoslavia che è terminato da qualche anno. Quindi c'è uno Stato dominante all'interno dell'Europa e ci sono gli altri invece che sono recessivi e devono subire. Questo non direi che è unità paritetica, è un mettere insieme un po' tutti, poi vinca il migliore, ma questo non è sport. Certo, certo. Benissimo, ci fermiamo qua. Grazie ai nostri ospiti per essere stati qua con noi stasera, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Adesso noi vi salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo, dopo di noi il film Il leone del deserto. Buon proseguimento di serata, arrivederci.